non ci posso credere, non l'ho mai vista una cosa del genere, mai vista! Amici bellini, ci siamo, mamma mia che ansia incredibile, perché le altre parti uno guarda tutto e quando guarda tutto poi ti viene l'ansia e dice se poi pure tu, no, cominciamo, piano. Una cosa importantissima da sottolineare è che sia in questa fotografia sia nei video che hanno fatto delle nuove maglie, Mario Rui era senza baffi, poi li ha rimessi subito. Come funziona questa cosa qua? Quando le avete fatte queste fotografie che poi senza baffi e poi ce le hai di nuovo? Non li ha mai tenuti non baffi in questo allenamento, in questo precampionato? Oh sì, bravo, fino in fondo. Bravo. Era buona proprio. Fabian, sveglia! Stavo dimenticando il tacchino, guarda Osimhen! Buono! Buon passaggio di Fabian. Perché io le dico tutte le cose, non mi accanisco, giuro. Ve lo prometto. Eccolo! Oh, centrale. E chi ha perso palla loco? Chi ha perso palla là? Bravo Meret. Bravo Lobotka. Vedi il fatto della pressione alta, però è rischioso. Bravo Politano. Vai, approfitta. No, non c'è niente, tiro di... Oh! Di Lorenzo. Insomma, non c'è niente, insomma, Maronna, ha fatto il miracolone. Il solito taglio di Callecon. Ci avessimo a barà che questo taglio di Callecon non era di Callecon e anche di Politano e anche di Lozano, perché Insigne c'era così. Capiamoci. Solo. Che succede? Ma stiamo scherzando? No, no. Il VAR deve intervenire e deve dire che non c'è niente più che una spinta. Dai, ma a meno che Osimhen non gli ha detto devi morire nei morti dell'arbitro insieme ai vostri morti. Non è possibile espellere un giocatore così, ma veramente stiamo facendo? Io non ci posso credere, non l'ho mai vista una cosa del genere, mai vista. Bravo Insigne, non fa niente dai ragazzi, bravo, fa il capitano, bravo Insigne. Io quando parlo di mazzo si parla anche di queste cose qua. Devi avere la fortuna che un arbitro non impazzisce e decide di fare il fenomeno. Al 20°, il famoso fallo di confusione, bello e buono, è espulso. Ovviamente adesso stiamo giocando 4-4-1 con Zielinski esterno sinistro e Fabian e Lobotka al centro. Ma non si può giocare a pallone così con Insigne unica punta. Dai, che schifo. Si fa male Zielinski, uno di quelli che magari poteva giocare vicino alla porta per provare un tiro a porta. Niente. Elmas la risolve. Ora però vi dico una cosa subito, perché ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Secondo voi se la squadra era completa, o meglio, se Petagna era all'altezza di Osimhen al posto di Zielinski, non entrava la punta adesso? Ditemi nei commenti. Oppure con Petagna si deve fare tutto un altro calcio e non si può fare. Vedremo nel secondo tempo, perché dovrà entrare per forza. Adesso ci vuole tutta l'esperienza di Spalletti in questo caso. Come si risolve una partita con una squadra chiusa quando sei uno in meno? Di Lorenzo! Devi ammonire ed espellere. Dai, una manina sulla guancia. Mamma mia. No, questa è di Meret, non mi dite che nemmeno questa era di Meret. Vabbè, nel secondo tempo si ristabilisce la parità numerica per forza, perché si è reso conto, qualcuno gliel'avrà detto e sta distribuendo i gialli per il secondo tempo. Signori, lasciate un like, ogni like è un TVB all'arbitro. No, questi non ci stanno i TVB qua. Allora è una domanda, facciamo una domanda all'arbitro. Che cosa che pensavi in quel momento? Ogni like è una domandina, gli tocchiamo qua sulla spalla. Vediamo il secondo tempo. Andiamo a vedere.
Guarda, guarda, fa il fenomeno, ragazzi, fa il fenomeno. È presuntuoso, è permaloso, è l'arbitro permaloso, non gli puoi dire niente, non puoi... Adesso anche l'ammonizione al... No. Stai facendo il fenomeno, perché io posso accettare tutto. Posso accettare che magari tu vedi una condotta violenta e allora poi la devi vedere... Stai facendo il fenomeno. Poi ne parliamo live, perché già so cosa succede, perché adesso Osimhen è stato fesso lui e i soliti discorsi che fanno i tifosi del Napoli perché andiamo contro noi stessi. Già lo so, è stato ingenuo, è guaglione, ecco qua. Perché adesso si susseguono e adesso noi dobbiamo anche accentuare, cosa che io odio. Dobbiamo accentuare per ristabilire la parità numerica. È uno schifo, non è più calcio. Vedi? Perché questa manata qua non è niente come quella di prima. E allora devi espellere. Non è niente. Fa bene Mario Rui a urlare. Ma che schifo, maronna mia, il calcio dov'è? Fabian! Oh. Bravo. Oh. Vedi? Questa gomitata sulla testa. E poi gli cade pure sul piede. Dai. Ah, manina. Bello Manolas, un poco d'acqua. Sta cercando Manolas, questa è l'esperienza di Manolas. Sta cercando di riportarselo amico perché sta nervoso l'arbitro. Mamma mia, dove l'ha messa? Mamma mia, aiutatemi. Iscrivetevi al canale immediatamente. Vabbè, che vogliamo fare questo? Che vogliamo fare quest'anno? Quando abbiamo la possibilità di aggiustare una situazione del genere, che vogliamo fare quest'anno? I tifosi allo stadio? Il contratto? Me lo dite voi nei commenti. Un altro. Eccolo là. Dai, allora i rigori vanno visti così. Andiamo. Teniamoci questa roba da dosso. Ve lo ricordate l'esultanza di Hamsik quando... vai. Non l'ha guardato Spalletti, non l'ha guardato. È girato proprio al momento di... Mamma mia Fabian, sei proprio uno scandalo. Mamma mia. Bravo Insigne. Non è che possiamo vedere magari il Ciuchi prima punta, per dirne una. Qualcuno che vede la porta un po', capito? Che attacca lo spazio. Uè. Maronna mia, Meret. Palo. Dai Ciuchi, dai Ciuchi. C'è pure Gaetano. Bella Ciuchi. Ottimo first touch. Dai Lozano. Bravo. Eccolo. No. Sì, il gran gol. E vedi Lozano come ha cambiato la partita. Sì, iscrivetevi al canale. Dai. Afamore. Questo è il nuovo hashtag sotto. Hashtag Afamore. Dai, Afamore. Bello il passaggio di Insigne. Yes. De Laurentiis, grande. Grandissimo. Gli è uscita proprio bravo Lobo. Bravo Lobotka. Bravo Gaetano. Bravissimo. Buon impatto. Bravo Gaetano. Guarda Lobotka come è svelto. Provaci pure. Sì, te lo meriti. Dai, così, non era facile, ci stavano per fare lo scherzetto, ma voi vi siete iscritti al canale, avete lasciato il like, il Napoli si prende 3 punti e ne andiamo a parlare live, perché voglio sentire tutto quello di cui avete bisogno di dire, di sentire, eccetera. Da New York, Valero Fluido è tutto, mi dimentico sempre. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram. Di poi più, dovete dai, fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il caffè. Mi ricordo come mi chiamo.